Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, veramente un Come Kimi delusissimo dalle critiche aspre, devastanti, alquanto bizzarre, dove vedono un veneziano che è ancora accusato di aver vinto solo con una grande macchina, con la Ferrari, ma il Come risponde con la Williams chi cazzo ha vinto? Ma lasciamo perdere, guarda. Comunque, secondo posto con la Toyota che si becca la pole con la Schumacher, pazzesco. Siamo secondi per poco, Alonso quinto, dai, diamo una piccola risposta, però non riusciamo a fare la pole posizione. Ci manca la pole posizione. Andiamo. Piove leggermente anche. Comunque sicuramente Manico non è una mia gara e 6 secondi non è male. Oh. 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 Go, go, go! Il Come vuole rispondere delle critiche abbastanza inaccettabili. Sbaglio tutte le partenze. Incredibile. Non ho parole. Non ho parole. Mi arriveranno una bordata di polemiche. Pazzesco. Attenzione, qua sono tutti fermi. Errore incredibile di veneziano. Quanti errori, attenzione! 18th place, you're in 18th place. Non ne va bene una, secondo in griglia. Errore subito e ciao. Stagione veramente di una... Cioè, sfigatissima ragazzi, non so che altro dire sinceramente. Dopo, il problema con le partenze, sta macchina è scarsissima in partenza comunque. Che beffa, che beffa. Sento già il rumore dei nemici pronti a gongolare. You've moved into P17. Sta macchina è ingovernabile comunque. Sarò io che sono in una stagione, no, ci sta. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Però veramente siamo sfigati anche. Stiamo provando una rimonta rabbiosa. We're sat in 6th. Vabbè, però non è possibile, oh. You've fallen down to P21. Ma sto zitto che è meglio. Non ne azzecco una. Amarissimo finale. Forse questa con una big, con un team big, era una delle peggiori stagioni in assoluto. Abbiamo cominciato anche bene in realtà. Webber iBox. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Sarà questa pioggerellina fastidiosa, non lo so. P20. Attenzione, incidente. You're in P19. Speriamo in una gara con tanti ritiri, non possiamo sperare altro purtroppo. Tanti errori quest'anno, va così purtroppo. Che delusione, che delusione. Vabbè, però non mi possono frenare ogni volta. Mamma mia che nervoso. È il campione del mondo Kimi in grossa difficoltà e anche il 4 volte campione ridato veneziano. Meno male che dopo questa stagione ci sarà un po' di pausa e andremo con i flashback come indiani, cominciando dalla stagione 1988.
Che brutta McLaren, signori. E che brutto Kume Kimi. Okay, good pace. Comunque anche Carry on with the Montoya non job sta you're doing. brillando, devo dire, Ah no, c'è già della Rosa in realtà, nono comunque. Montoya lascia la Formula 1 e vola via. L'ex campione irridato. Chiamaro, finale. Attenzione, attenzione, qualcuno ha problemi. Errore per Button. You've moved into P17. Tanti errori oggi, tanti errori. Ma siamo ancora molto indietro dalla zona point. Il Kume ci prova, deve essere aggressivo, il Kume se ne sbatte i maroni. We're sat in 16th. Ralph vuole vincere la gara, è pazzesco. Ragazzi, non si può sempre vincere, questo è il bello delle carriere comendiane. Io ho un contratto fino alle 2007 con la McLaren e se voglio rispettarlo, se non lo rispettano loro, un problema loro. Attenzione, altro errore intanto, forse problemi. Eh sì, problemi per Alberts. You have P15, P15. Quanti errori comunque, problemi. Dai, voglio Alfonso ritiro, perché Alfonso è il problema. Anche l'ottavo posto dista anni luce. Forse quella pioggerellina ha un po' rotto le balle, non lo so. Problemi, ancora problemi. Qua problemi al motore. Non so se verrà il Schumacher, sarebbe male perché vorrei che Alonso si prende altri punti. Vabbè, ma che palle però. That's moved us up into P13. 13esimi. Stiamo sfruttando problemi per tanti piloti. Frulli fuori, Jarno è fuori. Sta provando una rimonta epica veneziano. Il 4 volte campione non molla. E lo ribadisco, 4 volte campione. Le critiche sono inaccettabili. E sempre critiche che sono, come si dice, sempre da uomini gelosi. Che le ragazzotte stanno in bikini per veneziano anche a meno 102 gradi. E questo dà fastidio a tanti giornalisti. A parte Gianfranco Mazzoni, lui comunque è felice di vedere veneziano così. È l'unico che vuole bene al Kume, è Gianfranco Mazzoni. Il Kume ci sta provando comunque. P12, we have P12. Tanto cuore per il talentissimo. Anche della Rosa fuori dai punti, quella McLaren non esiste purtroppo. Mamma mia. Sorry. Meno male che il gioco è permissivo almeno su queste cose. Sì, però non può. Cioè, ma non può frenare qua, però. Cristo di Dio. Certi piloti sono veramente pippe, tra cui Liuzzi. Ne perdo un sacco di anni.
Ascolta, Liuzzi, vai fuori dai maroni. Vita Antonio. You're in P11. No. You've taken Questa P11. macchina non si tiene. Questa macchina non si tiene. Just 3 laps to go now. 3 laps. Alonso quinto. Anche Schumacher sta rientrando alla grande, eh? Schumacher vuole eguagliare Veneziano con 4 titoli irridati. Comunque tanto cuore per il Cume. Ma la macchina non c'è. No pass, no pass. Classico no pass. Servono altri 10 ritiri per vincere la gara. Che disastro, Beppe. Che disastro. Stagione ormai andata per il titolo. Il passo c'è anche, ma se sbaglio così tanto. Yellow flag, ma purtroppo dietro. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 laps remaining in un inglese di padrelingua. Liuzzi fuori. Troppo pesanti, 2 errori, 1, potevo anche gestirlo, 2, poi subito in partenza. Secondo, che contento, parto bene, bella qualifica Magny-Cours, che è una gara che non amo. Buttiamo via tutto, la macchina però in gara comunque ha un passo non devastante, eh. Sì, poi io faccio cappelle. No pass, no pass. Ultimo giro, amarissimo anche questo. This is your final lap. Final lap Up of on the the race. race. Che disastro, Beppe, che disastro. Il momento più difficile della carriera. Tanto ha vinto Ralf Schumacher, complimenti a lui e alla sua Toyota. Per noi un amarissimo 11° posto. Prossimo sarà l'ultimo anno in McLaren, credo, e non saranno molto felici. Beffa delle beffe, pole position. Ah, Hockenheim, grande pole position anche comunque. Penso secondo posto a Magny-Cours, primo posto qua, pazzesco. Se vediamo in gara che cagata succede, veramente sono deluso. Meno 29 della vetta, terzo posto in classifica. Il baratro.
Vai We're in ragazzi, anti-stall. per salvare Watch in and l'onore. build some revs. Una gara non favorevole, becchiamo una pole, pazzesco. Clutch out, we're green. Le mie solite partenze da culo. No, stavolta no. Vediamo se riusciamo a vincere. Rasciumi subito aggressivissimo. You've dropped down into P2. Niente da fare Try and ragazzi, take ci sono first back, macchine push for the win. più veloci di noi. Secondo me le gomme poi fanno fatica a entrare in temperatura rispetto alle altre. Attenzione, qua ci prova Kimikume. You're leading the pack, P1. Dai, proviamo a salvare l'onore. Peccato perché in realtà abbiamo fatto un bel inizio quest'anno con una macchina non performante. E dopo troppe gare senza punti, quello è il discorso. No, 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 no. Mamma mia. È proprio difficile da guidare sta McLaren. Comunque ci sono polemiche tra la McLaren e Veneziano. Hanno detto rispetteremo il contratto, That was the fastest lap of the race ma nel so far. 2008 non vogliamo Veneziano. Ha la pancia piena del culo. Molto innervosito Veneziano, mi dice ascolta. You're leading. You've dropped down into P2. Intanto ho Try and take portato first anch'io back, push for the win. un titolo costruttore l'anno scorso, ricordiamolo. Schumi sta vivendo una seconda giovinezza. You're leading the pack, P1. E comunque la McLaren scalpita perché il prossimo You're leading anno the pack, P1. arriva Gigi Hamilton. Arriva il signor Gigi Hamilton, che vuole diventare uno dei più grandi piloti della history. Non riesco ad andarmene ovviamente. Yellow flag Alonso, dimmi che è Alonso. Alo, alo. Ritiro per alo. Good job. That was the fastest lap of the race so Non far. siamo noi più veloci in pista, è Pippo Massa. È Pipus. Alonso settimo comunque. Mamma mia, You've dropped down Schumacher. into P2. Try and take first back, push for the win. Quanto spinge Michael. You're leading the pack, P1. Però si vede che è una macchina non competitiva, faccio una fatica incredibile. Devo frenare molto prima per non fare errori. Meno 29 siamo, dopo 11 gare. Questa è la 12ª tappa del mondiale. Tanti striscioni comunque pro Kume con scritto McLaren fuck off. Kume is back. Speriamo sia vero che il Kume è tornato. In testa alla corsa Michael Schumacher. Certo che è meno 29 con due piloti davanti, Alfonso e Michael. Michael è a meno 9. Ma Schumi ragazzi sta cominciando a pompare alla grande come ai vecchi tempi. Yellow flag di Michael Alonso. Voglio... Ah, l'ho ritirato.
Sempre yellow flag veloci. Scusate se commento poco, ma sarebbe troppo importante proprio per il cuore, l'onore e per zittire tutti quelli che danno il cume bollito, finito. Ancora yellow flag. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Good pass, good pass. Nessun ritiro, solo tanti testa a coda. 7 decimi, non me ne vado purtroppo. In testa alla corsa Michael Schumacher. No. Ancora yellow flag. Mamma mia. Il cume è a caccia. Però niente fastest. Non siamo i più veloci in pista, anche se stiamo prendendo un piccolo vantaggio su Michael o Michael. Il cume comunque sta dimostrando che per quanto possa sbagliare e far cappelle è ancora veneziano quando vuole. In una gara così sfavorevole è pazzesco, e Magni Cura ero secondo in qualifica, incredibile. Kimi Kume ancora c'è. Il campione del mondo in carica Raikkonen vuole ancora dire la sua. Perché ricordiamoci, in testa alla corsa Michael Schumacher. Al secondo posto David Coulthard. Mamma mia quanto ho rischiato qua. Sono 2 secondi. Adesso si vede un po' del cume vecchia scuola. Invece direi che questa McLaren migliora rispetto alla addirittura fastest. Migliora giro dopo giro rispetto all'altro anno, che invece era il contrario. Alonso sesto. Guadagna punticini fondamentali Alfonso, che quest'anno sembra più costante, meno pazzo, meno furioso. Come non è andata giù l'intervista di Ron Dennis, dove dichiara che veneziano sembra un po', diciamo, appagato dalle grandi vittorie. Non a caso è recordman di vittorie, recordman di pole, recordman di campionati. Yellow flag, Alonso, dai. Altro giro completato. Attenzione, non vedo Alonso, l'abbiamo chiamata. Non c'è Alonso, godo.
Incredibile gufata. Alonso 19esimo. Incredibile gufata. Adesso speriamo bene noi, perché se vinciamo torniamo a meno 19. Che per carità non è sicuramente poco, però bisogna sperare. Picca la speranza per il talentissimo, che comunque dimostra di avere un cuore incredibile nonostante di tanti errori. In una gara, ripeto, iper sfavorevole, mai fatto grandi cose a Hockenheim nuovo. Hockenheim vecchio sì. Io invito tutti a riguardare tutte le stagioni, ragazzi, perché dal 98 siamo partiti, ci saranno i flashback dall'88 al 97. Sto portando veramente una serie incredibile sul gioco più bello della storia della Formula 1, con tutte le stagioni dall'88 al 2000 e qualsiasi del presente, perché usciranno sempre mod di questo fantasmagorico gioco. 2 laps remaining. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Manca ancora tanto, però. Tanto Schumacher con questo secondo posto acchiappa Alonso e vanno a pari merito, solo che abbiamo 2 piloti a meno 19, sarà durissima, raga. Però voglio dimostrare che ci sono anch'io, che esisto, che non sono da buttare via ancora. Però bisogna capire se io non faccio cappelle, soprattutto se la macchina tiene. No! Che brutto errore. Come muoviti, mamma mia. Niente, no. Comunque le sbavature ci sono sempre. Devo farmi un ultimo giro con l'ansia. Era Schumi che è rientrato, incredibile. Potevo fare un ultimo giro in carrozza, no. Cappella mostruosa. Brutto errore del Kuma. This is your final lap. Final lap of the race. Incredibile Kuma, brutto errore per il talentissimo. Il Kuma è a caccia. Yellow flag. Scott Speed fuori. Tanti ritiri per Scott, un po' meno per Speed. Dopo questa posso anche ritirare dal mondiale. Stiamo attenti. Già tolta la macchina di Scott Speed, che c'è molto Scott e poco Speed. Mamma mia, dopo il brivido il Kuma entra nella parte più bella del tracciato e risponde alle critiche. Ultime curve, tutte le bandiere italiane, perché tantissimi italiani tifano Kuma e non Ferrari. Chiaramente il binomio Ferrari-Kuma è la cosa più bella che esiste in natura. Signori, veneziano è tornato, meno 19, silenzio, il boss è tornato, fanculo. Grande vittoria anche di Kimi. E il Kuma c'è. Oh yes, blow job Kuma, blow job. Vediamo la classifica, che è molto bella. Sai, siamo tornati leggermente in corsa, però Alonso 79, Schumacher, scusate, 68, ancora indietro, di 11 punti. E poi Kimi Kuma 60, è dura, meno 19, ce la giochiamo in 3, però è dura, ve lo dico già. Per quanto tante critiche, comunque Renault, Ferrari 113, McLaren 101, costruttori da urlo. Vittoria, ragazzi, 5-4-4 e poi tutti a 1. E pole position, dominiamo a 5 pole position, ragazzi, stiamo dominando le pole, quindi siamo comunque veloci nel giro secco, però ovviamente non basta.
E su 12 gare 4 vittorie, che non è male, 5 pole, 6 podi e 2 ritiri. Purtroppo sono tante gare invece finite, ma finite a 0 punti. Raga, un saluto dal comandante veneziano, la strada è durissima, ma risponde alle critiche. Silenzio, veneziano è tornato.